Beh, iniziamo. Come vi ho detto, il tempo mi sta un po' stretto questi 20 minuti. Cercherò di dare il meglio di me, il meglio di noi. Aboliamo il tempismo e gli intercalari che fanno sentire vecchi. Come dire al giorno d'oggi, campare, compare, campari con ghiaccio 2 cubetti. E beviamo via la nostalgia, pensiamo a quello che è importante. Come svegliarci a lavorare, cercare di scopare in modo regolare, ai finti sorrisi nel pensare di dover accontentare tutti quanti. Ma spero siano altre le cose su cui contare. Al figlio dell'uomo si perde e si ritrova cantautore. La poesia spesso nasce dalla cosa meno interessante, sospirando e scoprendo, aspirando una vita, evitando di aspirare altre sostanze. Ma in fondo sai, fa un po' quel cazzo che vuoi. Lasciamo il tempo di invecchiare, nel mentre capire se ne vale la pena di che morte morire. Gli aperitivi la sera, contraccettivi, droghe fatte in casa, le serie TV, il governo di destra che non è più di destra, che non è più di boh. Forse dovrei smetterla di girare sempre in mutande, che il lavoro da casa non è una cosa che va presa sotto gamba. Certo non voglio cravatte e rifugo ogni formalismo. Io chinato sul banco, chinotto di lato, un routino così ti ingerisco. E sicuro vi starete chiedendo quale sia la mia professione. Fare mente locale e levarsi dai cazzi tipo cactus con le spine. E lo so di essere fine solo fino a quando finisco le belle parole, ma c'è un distogliere dal concetto primario di cercare di scrollare sui problemi di torno, mangiare, svegliarsi a mezzogiorno, guardare distratto, guardarsi intorno. Non ho sbagliato, ma in fondo sai, fa un po' quel cazzo che vuoi. Lasciamo il tempo di invecchiare nel mentre capire se ne vale la pena di che morte morire. Aperitivi la sera, contraccettivi, droghe non fatte in casa, le serie TV, il governo di destra. Poi darsi risposte o farsi domande a risposte che avresti potuto fare per fare la figura di quello che ne sa della vita, vincendo le conversazioni invece di tornare a casa e immaginare. Troppi fili connettono dispositivi che servono quanto ci fanno male, che se ti togli uno schermo dalle mani non abbiamo più niente da guardare. Ma in tutto questo ci chiedono anche di essere presi bene, non ci rendiamo conto di quanto faccia male continuare a giudicare per sentito dire fare la figura del coglione se non hai le scarpe nuove. Ma in fondo sai, fa un po' quel cazzo che vuoi. Lasciamo il tempo di invecchiare, nel mentre capire se ne vale la pena che morte morire. Gli aperitivi la sera, contraccettivi, droghe fatte in casa, le serie TV, mi gira la testa. Ma in fondo a me lo schifo piace, il degrado non mi fa sentire solo, come il cinquantenne leccato con gli occhiali azzurrini, battute stentate ingiallite dal tempo, domenica al bingo, le macchine a soldi giocate rinchiuse nei bar cinesi, pensando domani mia figlia che cresce lontano dal padre con le mani in tasca, cercando il pacchetto di Marlboro. Ma vuole dai, ma un po' quel cazzo che vuoi.
chiami il tempo di invecchiare, nel mentre capire se ne vale la pena di che morte morire. Gli aperitivi la sera, contraccettivi e droghe fatte in casa, le serie TV e giro la testa. Grazie a tutti quanti.